Allora Paolo, dimostraci o comunque presentaci questa idea in maniera molto sintetica, come ti ho preannunciato, perché abbiamo tanti tavoli da presentare. Pensavo di avere 3 minuti, me ne hanno dato uno solo. Allora, guardate, è venuta l'azienda torresana a trovarmi con un campione di un travertino sottile, 2 mm, incollato sul vetro, e mi hanno detto: noi sappiamo fare anche questo, ma è un anche che è enorme, perché è un effetto bellissimo e che non avevo mai visto, soprattutto nel travertino, e quindi abbiamo deciso di manifestarlo il più possibile, e quindi con questo travertino incollato su un vetro, spessore 2 mm il travertino, 15 il vetro, l'abbiamo usato il più possibile, e quindi sia per le gambe che per il top, il piano. Questo anche per velocizzare la produzione, perché siamo designer, vogliamo generalizzare, il pezzo deve costare meno, e quindi fare con lo stesso pezzo più parti possibili del tavolo. Quindi con una forma triangolare delle gambe, che sono proprio questi quadrati qui, d'accordo? Sulla quale poi c'è una struttura sulla quale si appoggia il tutto. Ecco, questo è il tavolo. Passo la parola a Paolo. Buongiorno, piacere, sono Paolo. Vorrei condividere con voi una riflessione sui legami, sul legame esistente tra tavolo, tempo nella pietra, travertino. Con una premessa: il travertino è un marmo che impone di essere umili. Sì. Umiltà, cioè richiede che nel momento in cui ci si avvicina a questo travertino l'atteggiamento d'animo sia proprio di questo tipo. Perché? Perché il travertino, come indubbiamente evidente, ha tante cavità imprevedibili, è apparentemente fragile, e di conseguenza chi è chiamato a farlo scoprire, a spiegare cos'è il travertino, si sente in dovere di assumere questo atteggiamento per spiegare intimamente il materiale. Il tavolo ha una particolarità: quando ci si avvicina adesso, ed è visibile chiaramente nell'esposizione, l'attenzione va sul pavimento, nel leggere non solo i quadrati proiettati a pavimento, ma anche delle macchie luminose di forma irregolare, casuale, che ispirano e che ti invitano a cercare la loro origine. Ebbene, subito ci si avvicina, si guarda il piano e si cerca da dove partono, e si intravedono queste cavità del travertino lasciate completamente aperte. Ma quell'effetto è possibile solo grazie al fatto che si tratta di una lamina lavorata con appena 2 mm di spessore, unita intimamente alla lastra in cristallo. Ma nel guardare di profilo si scopre una cosa: nello spessore del marmo è possibile vedere attraverso il riflesso del lato opposto della lamina, come entrare nella materia, come guardare contemporaneamente il fronte e l'altro della lamina. Ma non solo, se si guarda di profilo, di riflesso, si vedrà che il vetro perde la sua visione, e cosa si nota? Si ha la sensazione che la porosità sia riempita d'acqua. Ebbene, acqua e travertino sono intimamente legati tra loro. L'architetto docente Paolo Portoghesi diceva: la materia fluida si sedimenta per poi solidificarsi in pietra. Una straordinaria sintesi di quella che è l'origine, la genesi del travertino. E questa materia fluida che si sedimenta e diventa pietra, durante la formazione del travertino ci entrano ramoscelli, piume, pigne, uova, zanne, e prima che scompaiano, ebbene, il travertino ne raccoglie la forma, ne crea il negativo, ne trattiene quindi nel tempo, in effetti, l'immagine. È per questo che spesso ritengo che il travertino sia un testimone permanente d'eccellenza. Testimone perché trattiene un ricordo e lo mantiene nel tempo, il ricordo di quell'impronta, ma è eccellente per un altro motivo: quelle sono presenze di essenze. La presenza di un qualcosa esistito in passato e che ora non c'è più.
Ecco l'eccellenza del travertino. Per di più aggiungo, quando Paolo vide il tavolo installato, ebbe subito un'esclamazione, ma è un'elica che si avvita nel tempo, perché in effetti il piano con quei 3 trapezzi ricorda un'elica. Ma io dirò di più, in effetti è come che la sensazione sia di vedere un fermo immagine, che quell'elica sia in movimento, che crei una sensazione di elevazione, di leggerezza, di movimento, di ciclicità, di ripetizione, di perpetuo. In effetti un fermo immagine, ma allora, ancora una volta, la presenza di un'assenza, l'assenza di una rotazione. Ecco, questo è il mio personale punto di vista. Concludo con una frase bellissima di Philip Stark: per andare al cuore delle cose non è mai facile. Ecco, Torresana ha questo obiettivo: accompagnare chi lo desidera ad avvicinarsi un po' più facilmente al cuore del travertino. Perfetto, Se grazie. posso, con la stessa passione con la quale ve l'ha raccontato, l'ha messa anche nel realizzarlo. Ecco perché è Perfetto. venuto così bene. Bene,